Merhaba arkadaşlar, ben Özge. 12. Türkçe dersine hoş geldiniz. Ciao ragazzi, io sono Özge. Benvenuti alla lezione 12ª della mia lingua turca. Oggi impareremo come si comunicare in bazar e in ristoranti in Turchia. La cucina turca è una cucina unica, è considerata una delle cucine dell'impero ottomano, delle cucine dell'impero selciukide e della dieta mediterranea. Adesso vediamo le frasi più usate nella vita quotidiana in ristoranti e in bazar. I ristoranti in Turchia, alcuni ristoranti in Turchia si chiamano lokanta. Se volete assaggiare i cibi tradizionali, buoni e con i prezzi convenienti, dovete cercare i lokanto più vecchi e più famosi. Ci sono tanti ristoranti con il menu in inglese, però per esempio se siete in un quartiere non turistico è difficile di trovare un menu in inglese. Quindi adesso vediamo alcuni esempi. Merhaba, ben 2 kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum. Salve, vorrei fare una prenotazione per 2 persone. Akşam yemeği için, per la cena, öğle yemeği için, per il pranzo. Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Si accetta la carta di credito. Vejetaryen yemekleriniz var mı? Ci sono i piatti vegetariani? Menüyü görebilir miyim? Lütfen. Per piacere, posso vedere il menü? Affedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen. Scusi, per piacere, vorremmo ordinare o siamo pronti per ordinare. Benim yumurtaya alerjim var. O alerjiye alle uova. Az pişmiş, poco cotto. Fazla pişmiş, stracotto. İyi pişmiş, ben cotto. Sıcak, caldo. Soğuk, freddo, çok güzel, molto buono o buonissimo. In bazar e al mercato. Adesso immaginiamo che siate al bazar, per esempio Gran Bazar a Istanbul. Ci sono tante persone che parlano inglese, però certo che potrebbe essere difficile di trovare qualcuno che parli italiano. Vediamo un po' come si comunica nei bazar e nei mercatini. Per chiedere il prezzo di un prodotto, prima salutiamo la persona e dopo chiediamo. Bakar mısınız? Mi scusi, per l'attenzione. Merhaba, salve. Bu, questo o questa. Şu, quello o quella. Se teniamo un oggetto o un prodotto o indichiamo un oggetto vicino a noi, possiamo dire bu ne kadar. Bu ne kadar. Bu ne kadar. Quanto costa questo o questa? Se indichiamo un oggetto o un prodotto un po' lontano a noi, possiamo dire şu ne kadar. Şu ne kadar. Quanto costa quello o quella? Çok güzel. Molto bello, molto bello. Tamam. Ok, va bene. Lütfen, per favore, per piacere. Teşekkürler, grazie. Nakit, contanti. Kredi kartı, carta di credito. Pahalı, costoso, caro. Anche noi facciamo così. Indirim, sconto.
Però se dite anche sconto si capisce perché alcune volte in turco usiamo isconto, quindi lo stesso significa. Çok, molto o troppo, az, poco. Satın almak istiyorum. Vorrei comprare. İndirim yapabilir misiniz? Potresti fare uno sconto. Questo è molto importante. Ok ragazzi, questa era l'ultima lezione di videocorso turco. Grazie per avermi seguito fino adesso e spero che vi sia stato utile. Buon viaggio alla scoperta della Turchia. Güle güle. Anche se le persone non sanno inglese, proveranno in tutto. No, che cosa ho scritto? Puoi dire per esempio 3, no? 3. 3. Ok. Posso fare check? Io. Posso io. Questo è importante per dire scusi. No. Ok. Adesso è partita. Ok. 11, 2. Incontrare. 2, 11. Ciao ciao.